Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 14 ottobre 2021. Coronavirus in vigore da domani, la norma che rende necessario il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro in vista dell'introduzione dell'obbligo di certificazione. L'USL 1 Dolomiti ha deciso di potenziare l'offerta di tamponi, differenziati inoltre orari e modalità di accesso ai 4 Covid Point del territorio per test con finalità di Green Pass e test di tracciamento del contagio. In questa fase iniziale, spiega l'azienda sanitaria, i tamponi antigenici a pagamento per il rilascio della certificazione Covid saranno prenotabili dal 14 al 24 ottobre, con successiva rivalutazione degli orari di operatività alla luce del numero di tamponi eseguiti. La stessa USL ricorda inoltre che per il rilascio del Green Pass con tampone è possibile accedere anche alle farmacie aderenti al protocollo. Cambiamo argomento, è stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Andrea Codarini, il 23enne che domenica è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Feltre. L'esame servirà a chiarire le cause del decesso. Il medico legale ha chiesto al pubblico ministero un mese di tempo per gli accertamenti. Già escluse dagli inquirenti le ipotesi sia di suicidio che di omicidio. Il giovane infatti non presentava ferite. Minacce e insulti razzisti ai danni di alcuni brasiliani, il bellunese condannato a 9 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Gli episodi al centro della vicenda risalgono al settembre 2018, quando l'imputato si scagliò contro alcuni ragazzi sudamericani che giocavano a pallavolo all'Ambio Beach a Belluno. Oltre alle parole ostili, l'uomo minacciò i giovani con un bastone. Ieri la sentenza di condanna. L'Imana ha rassegnato le dimissioni il vice sindaco di Fontana, a comunicarlo con un post su Facebook lo stesso interessato, che ha annunciato di aver rimesso le deleghe da assessore alle politiche sociali, casa di soggiorno anziani e cultura per motivi personali. Rimango comunque all'interno del Consiglio Comunale per il grande rispetto che ho nei confronti di chi mi ha votato, ha precisato Fontana. Albino Luciani sarà beato, tra i primi ad annunciarlo ieri Vatican News, dopo che Papa Francesco ha ricevuto in udienza il cardinal Marcello Semeraro e ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto con cui viene riconosciuto il miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I, il pontefice nato a Canale d'Agordo. Resta ancora da ufficializzare la data della beatificazione. Passiamo allo sport, calcio, in scena ieri sera i 32esimi di finale di Coppa Veneto. In prima categoria passa al turno il Longarone Alpina, vittorioso ai calci di rigore contro il San Martino Colle. Eliminazione invece per l'Alpago, battuto 1-0 dal San Sisto. In seconda saluta la competizione la Fulgolfarra, superata 1-0 dal Fregona. Nel derby bellunese tra Gemelli e Ersiè la spuntano di misura i primi grazie a una rete messa a segno al 95esimo. Rete che regala alla squadra di Mel l'accesso ai 16esimi. Infine le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani, venerdì 15 ottobre. Tempo stabile in prevalenza soleggiato nonostante il temporaneo transito di sottili nubi alte o di alto cumuli al pomeriggio, ma senza togliere l'impressione di bel tempo. Aria limpida e ottima visibilità in montagna, lieve foschia in alcuni fondovalle e peralpini durante le ore più fredde, contesto termico decisamente meno fresco in giornata. È davvero tutto per questa edizione con il Radio Giornale Bellunese. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.